affrontiamo con grande serenità, come avrò modo di dire, il torneo delle regioni in Puglia, siamo adeguatamente preparati, poi lo diranno meglio di me certamente i tecnici. Andiamo con un obiettivo. L'obiettivo è quello di fare bene sotto il profilo tecnico-sportivo e sotto quello comportamentale. Per me i due piani sono sullo stesso livello. Raggiungere un obiettivo significa raggiungerlo mettendo insieme le due cose, perché se mancano una delle due cose, cioè se noi vinciamo e ci comportiamo male, lo dico con grande chiarezza, non sono certamente contento. I miei calciatori delle mie rappresentative sono i miei ambasciatori, gli ambasciatori presso i club di un modello comportamentale che deve essere quello che ama dire il Presidente, cioè un comportamento che abbia, come dire, rispetto dei compagni, degli avversari e dell'arbitro. Alla base di tutto ciò, per entrare dentro la rappresentativa, ci vuole trasparenza, legalità ed etica. Abbiamo delle regole ferree: se si prendono più di 2 giornate di squalifica nei club si è fuori dalla rappresentativa. Ecco perché sono i miei ambasciatori, ecco perché si devono comportare bene, ecco perché devono andare nei club e dire: guardate, se ci si comporta male si è fuori dalla rappresentativa, quindi dobbiamo comportarci bene. Purtroppo qualcuno sbaglia, paga e comunque una volta che ha pagato l'anno successivo, se le condizioni ci sono, ritorna alla rappresentativa con un momento di esperienza in più. La maggior parte di questi ragazzi, io escludo quelli dell'Under 15, sono quelli che hanno, come dire, prospettive più ampie anche nel calcio professionistico, ma noi abbiamo una statistica che è impietosa: soltanto uno su 40.000 va in Serie A. Il nostro problema è occuparci dei 39.999 che restano nelle nostre categorie, che giocheranno a calcio, che faranno le categorie minori e che tuttavia saranno la colonna vertebrale di questa società. Attraverso il calcio li dobbiamo fare crescere bene. Il calcio in questo senso è agenzia educativa. Abbiamo iniziato a ottobre, quest'anno abbiamo iniziato molto prima e soprattutto la cadenza degli allenamenti è stata quasi sempre settimanale. Tanti chilometri, tantissimi, però ne è valsa la pena. Questo ci è servito per avere già a dicembre gruppi già ben definiti e quindi avere un database di 30 ragazzi e siamo sicuri di aver scelto proprio i migliori per ogni singola categoria. Prima di tutti non mi stancherò mai di ringraziare il Presidente di aver messo all'apice tecnico della federazione. Per me è veramente un onore essere il responsabile tecnico degli staff e poi ringrazio tutti i miei tecnici che hanno svolto con grande professionalità il loro lavoro. Un forte saluti da parte di Irene, che oggi non è qui con noi. Siamo a buon punto. Noi possiamo dire lo staff tecnico, uno staff che è entrato lo scorso anno. Lo scorso anno abbiamo lavorato parecchio, abbiamo fatto una buona selezione e abbiamo fatto un bel torneo. Dal torneo siamo usciti ai quarti di finale ed era stata una sorpresa. Lo stesso staff ha continuato quest'anno, sono cambiate un po' le posizioni con Daniele che non è più il tecnico ma il coordinatore, Irene è appunto l'allenatore della squadra. Il gruppo è quello, il gruppo è un bel gruppo che ha confermato molti elementi dello scorso anno e, come ha già detto il coordinatore, sono delle ragazze, sono piccole di età rispetto all'età selezionabile. Considerate che è un Under 21 e noi abbiamo un buon 70% della squadra che è composto da ragazze che vanno dal 2010 al 2007, quindi siamo a buon punto e siamo convinti che siamo pronti per affrontare un bel torneo delle regioni. Con l'occasione appunto volevo ringraziare anche le società che sono state disponibilissime anche nell'accompagnare le ragazze in giro per la Sicilia durante gli incontri. I colloqui con le società sono stati continui anche per la salute delle ragazze, che abbiamo gestito anche determinati infortuni. Questa è la mia prima esperienza con la rappresentativa regionale. Ho preso i più piccoli ed non è più complicato, è molto bello perché loro passano da un campionato, diciamo, provinciale a un campionato elite, un campionato regionale, si affacciano per la prima volta alla classifica, ai playoff, e avere una selezione e far parte della rappresentativa per loro è importantissimo. E ho trovato dei ragazzi disponibili, delle società che mi hanno aiutato nella selezione, il direttore Carlo, Luca, tutti a disposizione per creare un gruppo che
possa portare la Sicilia ad avere delle belle soddisfazioni. Come succede nell'Under 15, anche nell'Under 17 e la Juniores stiamo facendo tutti un grandissimo lavoro, anche il femminile, per cercare di portare la Sicilia dove merita, a prendersi qualche soddisfazione. La Sicilia deve emergere su tanti punti di vista e soprattutto è la categoria dove ha più visibilità e cercheremo di dargli questa visibilità per poter approdare in qualche squadra professionista, che sia Catania, Palermo, Trapani, Siracusa, perché meritano questi ragazzi. Rappresentare la Sicilia deve essere un'esperienza importante, soprattutto per questi ragazzi è un'occasione, una vetrina molto importante. Diciamo che quando vai a fare un'esperienza del genere la cosa più importante è la selezione, perché chiaramente per la formazione il tempo è molto limitato, ma la selezione diventa fondamentale. C'è stato un lavoro accurato, abbiamo cercato di fare allenamenti un po' più ravvicinati da questo punto di vista, pensiamo di aver messo dentro un buon gruppo, abbiamo puntato più che altro sui ragazzi che hanno più esperienze, che giocano di più, perché sarà importante giocando ogni giorno avere anche un determinato ritmo, avere la capacità di stare sul campo. Pensiamo di aver fatto un gruppo che sia in grado di rappresentare la Sicilia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista morale, che è l'aspetto più importante, anche perché portare avanti certi valori diventa fondamentale. Rappresentiamo la Sicilia con tutti i suoi problemi e le sue cose positive, perché dobbiamo dire che abbiamo visto recentemente, sono usciti anche dei report della federazione, che la Sicilia nel rapporto fra tesserati e calciatori professionisti è una regione agli ultimi posti, quindi da questo punto di vista è chiaro che siamo una regione che ha qualche problema e qualcosa va rivisto, però è anche un'occasione per dimostrare che ci sono determinate capacità nei settori giovanili.